Amici di Calcio Napoli 24 TV, buongiorno, benvenuti a questa nostra diretta mattutina da un luogo d'eccezione. Un saluto da Claudio Russo, con me c'è Marco Lombardi. Marco, buongiorno. Buongiorno a te Claudio. C'è anche il nostro Lorenzo Soraniello al coordinamento, Adriano D'Angelo operatore di ripresa e Emanuele Bernardo in cabina di regia. È un'edizione speciale di questa mattinata di Castel di Sangro, molto ventosa come potete vedere, ma il bello della diretta è anche questo, chiaramente perché? Perché siamo a Roccaraso e oggi c'è la terza amichevole del Napoli, caro Marco Lombardi, Napoli-Girona alle ore 18:30 allo stadio Patini. E perché siamo qui a Roccaraso? Siamo qui perché alle nostre spalle si sta allenando proprio il Girona, la squadra spagnola che questo pomeriggio sfiderà il Napoli. C'è l'ex azzurro Davide Lopez che abbiamo anche salutato, e la squadra appunto è arrivata da pochissimi minuti e sta per svolgere questa seduta un po' di rifinitura barra attivazione muscolare. Sì, una sgambata perché il Girona è arrivato ieri sera in nottata a Pizzalto, nella struttura alberghiera che ospita le avversarie del Napoli. Ricordiamo, dopo il Mallorca, dopo la Demirspor, c'era anche l'Espanyol il 6 di agosto per chiudere questo ritiro del Napoli, e chiaramente non appena la squadra entrerà in campo alle nostre spalle, stanno svolgendo i primi esercizi di stretching, vi faremo vedere un po' di allenamento, e poi chissà che dopo il termine della seduta, chissà che possa esserci qualche sorpresa. Stamattina niente allenamento in casa Napoli? C'è stata una seduta di allenamento di rifinitura a porte chiuse, quindi per appunto preparare la sfida di oggi pomeriggio alle ore 18:30, ricordiamo appunto orario anticipato rispetto alle prime due amichevoli, e tra l'altro il motivo dovrebbe essere proprio per far avvicinare gli azzurri allo stesso orario di gioco poi di Hellas Verona-Napoli, in programma di fatto fra 12 giorni a Ferragosto, appunto, quindi per una sorta di viatico, per almeno a livello climatico, a livello di orario, avvicinarsi alla sfida contro l'Hellas. Assolutamente sì, chiaramente tante notizie di mercato, Marco, e ci ricordiamo, potete seguirci anche sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania, provincia di Caserta e Napoli. Per quanto riguarda invece anche il nostro canale YouTube, vi invitiamo ad iscrivervi, ad attivare le notifiche per essere sempre aggiornati su tutte le nostre attività che andrete poi a scoprire. Chiaramente tra un attimo andremo a sentire anche le parole che ieri sera hanno rilasciato i calciatori azzurri in piazza, Matteo Politano, Alessio Zerbin e Giovo Caghetano. Finalmente un Napoli che avvicina i calciatori ai tifosi. Assolutamente sì, e tra l'altro la voglia dei tifosi di stare vicino e a contatto con i giocatori si è vista poi al termine dell'incontro, dopo appunto la chiacchierata durata poco più di 20 minuti fra Politano, Zerbin e Gaetano con i colleghi della radio ufficiale dell'SSC Napoli. Dicevo, la voglia di incontrarli si è vista poi al termine di questo incontro, perché come abbiamo anche testimoniato con le nostre immagini su YouTube, c'è stato un vero e proprio assalto ai tre giocatori per fargli firmare maglie, autografi e fare foto appunto con loro, quindi diciamo che vanno ripetuti, e anzi vi diciamo in anteprima che l'appuntamento dovrebbe essere ripetuto con altri tre giocatori nella giornata di giovedì sera o di venerdì sera. Speriamo bene. Chiaramente intanto ci state scrivendo di Kepa, ci state scrivendo di Raspadori. Sono loro comunque a mantenere banco in casa Napoli per quanto riguarda il mercato? Sì, per quanto riguarda Kepa la trattativa va avanti spedita, c'è diciamo un leggero intoppo, possiamo definirlo così, in merito a delle clausole e dei bonus che il Chelsea vorrebbe a seguito di eventuali piazzamenti del Napoli in campionato. Quindi se il Napoli arriverà al quarto posto, il Chelsea vuole tot euro dagli azzurri; se il Napoli supererà i gironi di Champions, vuole tot euro dal Napoli. Quindi proprio queste due postille nel contratto per far arrivare Kepa in prestito al Napoli stanno diciamo un po' rallentando la trattativa, ma appunto comunque procede in maniera spedita. Oggi possibile nuovo summit con il suo agente Canales, e quindi per quanto riguarda Kepa sono queste le ultime novità, mentre su Raspadori c'è l'inserimento forte della Juventus che rischia di mettere a repentaglio appunto questo affare. Proprio di Raspadori ha parlato Matteo Politano ieri sera dal palco di Piazza Plebiscito a Castel di Sangro. Andiamo a sentire cosa ha detto l'attaccante azzurro e poi torniamo qui da Roccaraso per la rifinitura del Girona. Qualcuno, che gli diciamo a questo qualcuno, Matteo? Dobbiamo ascoltare quello che pensa comunque la società in vista. Io ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi il calcio non si sa mai quello che può succedere, vediamo che succede questo mese.
Diciamo anche che ti abbiamo visto subito dentro al progetto, hai giocato bene già dalle prime battute, le prime partite di Maro Volgarita, tu hai dimostrato ora un giocatore che ha la testa altrove, non fa quello che hai fatto tu, pronti via, hai sempre dimostrato di giocare per questa maglia, e questo è un complimento che ti faccio, hai la testa libera da altri pensieri. Sì, assolutamente sì, ma io sono felice di indossare questa maglia, quindi cercherò sempre di dare il massimo per il Napoli. La nazionale ci pensi, Matteo? No, adesso siamo al Napoli, nazionale più avanti. Sai che mi viene in mente? Per una volta, Gianlu, scusami se mi permetto, ti faccio vestire i panni di un calciatore, anche Gianluca è stato con Mancini allo stage. Fai conto che non sei Gianluca Gaetano, ma che sei Raspadori. Il Napoli si ritroverebbe, ove mai riuscisse ad acquistarlo, un potenziale tridente della nazionale. Politano a destra, Zerbin a sinistra e Jack Raspadori centrale. Matteo, non sarebbe malvagio come tridente, che ne pensi? No, penso sia un bel tridente, però ci sono anche altri giocatori. Penso che il Napoli quest'anno abbia fatto un buon mercato, comunque sono andati via giocatori importanti, ma ne sono arrivati altrettanto, quindi c'è bisogno di tempo, di lavorare e sono sicuro che faremo un grande campionato. E allora, rieccoci qui, abbiamo un attimo cambiato la nostra postazione, caro Marco Lombardi, ricordiamo alle nostre spalle, possiamo anche fare inquadrare il nostro Danilo D'Angelo, i calciatori del Girona che svolgono la rifinitura, chiaramente attivazione muscolare in questo momento al campo sportivo di Roccaraso, non più rivisondoli come era capitato per il Mallorca, bensì la struttura qui, il centro sportivo di Roccaraso, chiaramente, che ospita peraltro anche la Casertana, squadra campana, che stamattina ha fortunatamente per il Girona dato campo libero al Girona. Ricordiamolo, il Girona c'è un ex Napoli, se voi vi siete scordati oppure vi siete collegati soltanto adesso con la nostra diretta, chi è questo ex Napoli? È David Lopez, il centrocampista attualmente al Girona, che nella scorsa stagione ha giocato nell'Espanyol, ha giocato per svariati anni nella SSC Napoli, arrivò con Rafael Benitez appunto in azzurro e l'abbiamo anche salutato poc'anzi, magari poi il nostro Emanuele Bernardo vi mostrerà anche le immagini dell'arrivo appunto del Girona, tra l'altro molto curioso perché il campo è attaccato all'area mercatale di Roccaraso. Non so se lo sapevano che oggi c'era il mercato, perché c'è stato anche un po' un problema logistico di far arrivare i giocatori qui al campo e nelle immagini appunto che abbiamo girato si vedono tutti i giocatori che scendono dal pullman e si incamminano fra le varie bancarelle del mercato, fra i piatti in ceramica, le coperte, le tovaglie, la frutta e la verdura e appunto giungono verso l'ingresso del campo. Abbiamo salutato David Lopez, ci ha detto un serafico tutto bene, va tutto bene e appunto gli abbiamo dato appuntamento a dopo, magari avremo anche qualche sorpresa. Vediamo se riusciamo a portarlo anche in diretta durante Calcio Napoli 24 Live. Ricordiamo, il Girona è una squadra neopromossa nella Liga, nel massimo campionato spagnolo. Lo scorso anno ha disputato la seconda divisione, la Serie B, arrivando sesto nella classifica, con 68 punti a 13 punti da Almeria e Valladolid promosse direttamente. Poi ai playoff il Girona ha battuto prima l'Eibar e poi il Tenerife, guadagnandosi il ritorno in Liga dopo esserci già stato nelle scorse stagioni. La squadra geograficamente vicino Barcellona, chiaramente il Girona è riuscito a salire in Liga Spagnola dopo 3 anni d'assenza. La squadra aveva militato nella Liga 2018-2019, l'ultima stagione, poi è tornata soltanto adesso nel massimo campionato. Quest'anno la squadra del
del girone. Nel frattempo col nostro contributo realizzato da Marco Lombardi e Lorenzo Soraniello chiaramente vi facciamo vedere in questo momento l'arrivo del Girona al campo di gioco di Roccaraso. Proprio qui abbiamo David Lopez, che l'ex Napoli, in campo, arrivato quest'anno dall'Espanyol. Lui era tornato all'Espanyol dopo la sua esperienza al Napoli. Assolutamente sì. Ce lo ricordi? Arrivò nell'anno, vediamo se te lo ricordi. Nel 2014, giusto nell'estate del 2014, insieme a Micio, se non erro, quando il Napoli stava trattando Javier Mascherano, quasi a fine agosto poi gli azzurri si presentarono con David Lopez, proprio lui, che diciamo non ha dato poi... David Lopez Silva. Ah, Silva, David Lopez. Sì. Può capitare, nel frattempo torniamo... Infatti mi ricordo qualcuno che disse... In quella nottata abbiamo preso David Silva. In realtà era David Lopez, in quella nottata in cui fu annunciato il suo arrivo in azzurro, e diciamo che ha dato comunque il suo contributo al Napoli, quindi nonostante non abbia poi giocato tantissime partite, ma ha dato comunque il suo contributo, ha vinto anche la Supercoppa italiana con Benitez, quindi un bel giocatore che appunto ha anche Napoli nel cuore, perché ricordiamo come più volte nel corso del tempo abbia affermato quanto l'esperienza in azzurro gli abbia dato molto, e magari anche nel proseguo della sua carriera lo ha aiutato a migliorarsi sempre di più. Adesso è qui al Girona, stasera purtroppo non incontrerà nessuno dei suoi ex compagni, perché di quel Napoli lì, guarda, 2015-2016 erano rimasti Insigne e Koulibaly di fatto, c'era Mertens, Insigne, Koulibaly, c'era ancora Duperto che è stato ceduto quest'anno, c'era Koulibaly, sì, quindi... c'era Insigne, sono andati via tutti di quel Napoli. Effettivamente, grazie Marco per avermi corretto in corsa, perché comunque sotto questo sole un po' il calore lo avvertiamo, e mentre il Girona continua ad allenarsi alle nostre spalle, chiaramente chiedo al nostro Emanuele Bernardo di mandare un altro contributo di ieri sera. Perché c'era Matteo Politano, c'era Gianluca Gaetano, c'era anche Alessio Zerbin, e allora la domanda, prima di sentire Zerbin, la faccio prima a te. Sì. Gli hanno chiesto se si vede da terzino di spinta in un ruolo propriamente non suo. L'abbiamo visto in questi due ritiri tra Di Maro e Castellisangro, per conformazione fisica e attitudine. È un'idea che magari anche in futuro può essere sviluppata? Credo che possa essere una idea plausibile per magari qualche gara in corso, ma per buttare tutti gli attaccanti in campo e magari fargli fare un po' una sorta di Callejon dell'epoca, che anche lui a volte a gare in corso veniva posizionato in difesa per fare il terzino pur di portare la palla in avanti in attacco. Quindi credo che possa essere sì un'idea anche abbastanza sorprendente magari per le squadre avversarie, ma diciamo che il buon Zerbin ha tutt'altre caratteristiche, e anzi nel suo ruolo, quello di esterno d'attacco, si sta facendo vedere davvero molto bene, quindi direi di non snaturare troppo, almeno per quanto riguarda le partite da titolare. Andiamo proprio a sentirlo, Alessio Zerbin, ieri sera sul palco in piazza Plebiscito a Castel di Sangro, e poi torniamo qui ancora da Roccaraso per la rifinitura del Girona, terzo avversario del Napoli stasera, match alle 18:30. Sentiamo Zerbin. Vado spesso quest'anno a Frosinone e spesso ho avuto modo di intervistare il direttore Angelozzi. Mi sembra evidente che il tuo ruolo naturale è esterno alto a sinistra, per essere chiari, dove giocava Insigne e dove gioca oggi Kvaratskhelia. Poi però, parlando con Angelozzi, mi diceva: guardate che Zerbin a gamba va come un treno a tutta fascia. Se ipotizzassi per un futuro un ruolo a destra o a sinistra, a destra già siamo abbastanza. No, però aspetta, non tu e Lozano, quarto a destra o quarto a sinistra come Zambrotta, ti stuzzica come cosa o no? Ma anche chi è Zambrotta, giuro? No, appena nato. Ti piacerebbe, Alessio? No, l'ho provato qualche volta sia l'anno scorso che quest'anno in ritiro, e diciamo che mi devo applicare un po' più difensivamente. È bello attaccare, è un po' meno difendere, quindi cercherò di imparare anche quel ruolo lì, perché credo sia importante essere duttile nel calcio. Senti Alessio,
E allora torniamo in diretta dal campo sportivo di Roccaraso, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, siamo in diretta dalla rifinitura del Girona, che è la terza avversaria del Napoli in questo poker di amichevoli internazionali nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Ricordiamo la prima Napoli Adana Demirspor, quella con i turchi è finta 2-2, poi c'è stata Napoli-Maiorca il 31 di luglio, terminata 1-1 contro la squadra iberica, la prima di 3 amichevoli contro squadre di Liga, la seconda contro stasera contro il Girona, neopromosso in Liga, alle ore 18:30, la terza sarà anche la terza spagnola, l'ultima delle 4 amichevoli, il 6 agosto contro l'Espanyol. Chiaramente è un banco di prova, giocare contro squadre di massimi campionati europei, è un banco di prova per la squadra di Luciano Spalletti. L'abbiamo vista in queste prime 2 amichevoli, c'è ancora qualcosa da registrare. Assolutamente sì, anche perché tra l'altro i risultati parlano chiaro, 2 pareggi oserei dire quasi stentati, perché contro l'Adana avrebbe meritato la vittoria, ma assolutamente, così come anche il Maiorca nella finale della secondo tempo ha surclassato gli azzurri, soprattutto in chiave dell'attacco. Per quanto riguarda quindi le prime 2 gare, gli azzurri contro squadre di massima serie, in questo caso turca e spagnola, hanno comunque faticato, sintomo che è molto meglio far sì che ci siano questi amichevoli molto probanti rispetto a giocare contro squadre di Serie C o Serie B che magari non danno poi la realtà dei fatti, no Claudio? Perché oggi anche sarà una gara molto importante, con l'Espanyol sarà proprio il test definitivo, perché l'Espanyol è anche un po' di levatura ancora più importante rispetto a Maiorca e Girona, che comunque con il Maiorca il Napoli è stato messo in difficoltà. Vedremo oggi come andrà appunto la gara, e tra l'altro magari dopo parleremo anche delle probabili formazioni, perché ci sono anche dei dubbi per Spalletti per quanto riguarda l'11 titolare, no Claudio? Perché ad esempio l'uomo chiave di questi ritiri, sia Di Maio che Castel di Sangro, Kvicha Kvaratskhelia, ha avuto una botta all'anca proprio appunto nell'ultima gara contro il Maiorca e anche nei vari allenamenti, motivo per cui forse potrebbe non partire da titolare, ma la sua presenza potrebbe essere in dubbio, ma ovviamente poi vi renderemo conto live dal campo di quali saranno le scelte del mister Spalletti. Assolutamente, anche ieri Diego Dem ha fatto allenamento a parte assieme ad Ambrosino Zedadka e Adam Unas. Ricordiamo, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, che la nostra diretta finirà tra una decina di minuti. Perché? Perché poi vi lasceremo all'intervista realizzata ieri pomeriggio con il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, e chiaramente poi durante Calcio Napoli 24 live i collegamenti qui da Roccaraso. Speriamo di riuscire a fare una bella sorpresa a tutti i tifosi del Napoli, però stasera gli appuntamenti, Marco, sono diversi, non bisogna dimenticare che non c'è soltanto Napoli-Girona alle 18:30. Assolutamente sì, perché appunto c'è il prepartita alle 17:30 dall'esterno dello stadio Teofilo Patini, con me e appunto il qui presente Claudio Russo. Vi mostreremo innanzitutto l'arrivo dei giocatori al campo, poi l'atmosfera, quanti tifosi ci saranno, quindi vi faremo vivere live da Castel di Sangro, dallo stadio Patini, cosa appunto starà per succedere per la partita. Un'ora ricca di appunto novità e tante buone tante notizie inerenti appunto alla gara, e ovviamente poi anche interventi magari di ospiti e quant'altro. Assolutamente, nel frattempo noi prendiamo posto chiaramente sugli spalti di questa tribunetta inizialmente dedicata chiaramente ai supporters della Casertana, che anch'essa qui in ritiro. Il 6 arriverà anche il Catanzaro, insomma Roccaraso terra di ritiri, così come l'Alto Sangro. E chiaramente, caro Marco, ci sono delle domande che ci chiedono i nostri tifosi, non soltanto sulla chat di YouTube, chiaramente sul mercato del Napoli, sul fatto che a 2 settimane dall'inizio del campionato la squadra non sia ancora del tutto completa. È una difficoltà reale,
ma che probabilmente non riguarda soltanto il Napoli. Assolutamente sì, non riguarda solo il Napoli, ma va detto come di fatto, se le cose andranno a finire come appunto si prevede, gli azzurri hanno effettuato 2 ritiri, quindi 14 più 12, quasi un mese di ritiro fra Di Mare e Castel di Sangro, con un portiere che poi non sarà il portiere del Napoli. Quindi questo aspetto deve far riflettere, perché arrivare così impreparati a questa questione legata a Meret non gioverà a nessuno, anzi magari farà anche qualche problema, darà anche qualche problema nelle prime giornate di campionato, qualora appunto Kepa dovesse arrivare già prima di Verona-Napoli con appunto Meret destinato poi ad andare via. Mentre per quanto riguarda gli altri ruoli, di fatto l'unico buco è quello lasciato da Dries Mertens con l'operazione Raspadori, che appunto dovrebbe, anzi è stato anche chiamato il Mertens italiano da qualcuno, quindi proprio per quanto riguarda il fatto che debba sostituire poi Dries a Napoli, e quindi diciamo che i due punti nodali di questo fine mercato del Napoli sono sostanzialmente 2, al netto di altre cessioni: il portiere, quindi il sostituto di Meret, e il sostituto di Dries Mertens, che appunto deve essere ancora acquistato, motivo per cui manca sì ancora un mesetto alla fine del mercato, ma le giornate di campionato che intercorrono da qui alla fine del campionato sono parecchie, con punti già pesanti, perché comunque 3 punti valgono ugualmente sia il 15 agosto che il 23 gennaio, quindi bisogna far presto, almeno per quanto riguarda la situazione portiere, perché già si è perso troppo tempo. I 2 ritiri con Meret, che poi non farà parte della squadra, mi sembrano davvero una situazione molto molto borderline, e anzi tra l'altro il Napoli non si era mai fatto trovare impreparato in questo modo. Ricordo l'arrivo di Reina al posto di De Santis, oppure lo stesso Spina, che giunse sì a fine agosto, ma con Meret già presente in pianta stabile nel Napoli, quindi vedremo se nelle prossime ore ci saranno dei risvolti decisivi e definitivi sulla questione Kepa. Nel frattempo chiedo alla regia di mettersi in contatto con noi qui a Roccaraso. Parlavi di borderline, le dichiarazioni di ieri sera di Aurelio De Laurentiis sono state abbastanza borderline, al netto di quelle lì legate alla politica. Hanno fatto molto rumore quelle lì sui calciatori africani, perché De Laurentiis ha detto: non ne prendo più, non ne acquisto più, a meno che non mi firmino delle carte per cui rinuncino alla Coppa d'Africa, che spesso e volentieri si disputa a gennaio. Sì, queste parole del Presidente hanno destato numerose polemiche, soprattutto sui media africani, perché diciamo, sappiamo quanto i giocatori africani e il popolo africano ci tenga alla Coppa d'Africa. Come gli europei tengono al mondiale di calcio. Esatto, quindi anzi è stato definito anche con epiteti poco carini da parte anche di giornalisti, tra l'altro africani, che hanno reagito, andano su tutte le furie dopo queste parole di De Laurentiis, che è ormai da anni che ha un pallino contro la FIFA in merito alle nazionali, in merito alle competizioni appunto non di club, che appunto strappano i giocatori via dal Napoli, anche da tutte le altre squadre del mondo, e De Laurentiis ha anche detto: io che li pago a fare quindi per andare a giocare la Coppa d'Africa? Di certo credo, e poi chiudiamo su questo argomento, che la FIFA debba un po' rivedere le date di tutte le varie competizioni, perché ci sono troppe partite, troppi incastri impossibili. La Coppa d'Africa non si può più giocare a dicembre, a gennaio. In estate fa troppo caldo. Lo so, cambiate luogo, perché non si può andare in questo, ci sono troppi soldi in ballo. Per me bisognerebbe cambiare sede e farlo in estate in qualche altra parte, perché non è possibile che con tutti i miliardi che girino intorno alle squadre di club, il Napoli per esempio abbia dovuto perdere Koulibaly e Anguissa per settimane, Koulibaly per mesi, perché è tornato poi dopo la vittoria col Senegal. Diciamo, non è l'idea di De Laurentiis alla base è giusta, perché è vero che c'è davvero uno sfruttamento da parte delle nazionali dei giocatori di club, ma poi come ha presentato il suo discorso non è proprio il top, quindi le critiche da parte dei media africani penso siano corrette. Nel frattempo seguiamo un attimo i calciatori del Girona che continuano ad allenarsi. Nel frattempo chiedo sempre l'ok dalla regia, perché ci stiamo anche avvicinando alla chiusura di questo nostro breve
Intervento mattutino qui da Roccaraso, non siamo a Castel di Sangro perché oggi c'è la terza amichevole internazionale del Napoli, Napoli-Girona, squadra spagnola di Liga Spagnola. Lorenzo Seragnello, ti tiro in ballo perché ti abbiamo visto aggirarti chiaramente a scrutare anche le facce dei calciatori del Girona. Loro sono arrivati stanotte a mezzanotte, minuto più minuto meno, e la stanchezza comunque anche del viaggio da Barcellona a Napoli e da Napoli a Castel di Sangro in pullman si fa sentire. Si fa sentire, però a giudicare dai volti dei calciatori mi sembrano tutti abbastanza sereni. Poi è arrivata anche una cassa d'acqua Lete, simbolo dell'ospitalità del Napoli. Adesso l'allenamento è molto blando, insomma fa caldo però si sta bene. Bisogna capire anche un po' le condizioni meteo effettivamente nella giornata di oggi. Vi ricordiamo, il Girona è una società che fa parte del gruppo di cui fa parte il Manchester City ed il Palermo, così come il New York City. È uno dei calciatori più interessanti, è arrivato nelle scorse settimane e si chiama Valentín Castellanos, è un attaccante argentino che ha fatto molto bene nella MLS, il campionato americano, dove gioca in questo momento Lorenzo Insigne, e è arrivato in prestito proprio dal New York City FC, ma fa parte della galassia del Manchester City. Bisogna fare attenzione comunque al Girona, perché se contro il Mallorca, arrivato 16esimo in Liga, si è fatto fatica, possiamo immaginare che per il Girona affrontare una squadra come il Napoli sia un orgoglio che possa portare a dare di più. Assolutamente sì, e anche appunto la campagna acquisti del Girona, poi mentre arriva un pallone proprio nei pressi, Faremo tutto in presa diretta della nostra telecamera, e appunto per quanto riguarda il Girona che giocherà contro gli azzurri questa sera. Ricordiamo come appunto non solo Castellanos, come riferiva appunto Claudio, ma lo stesso David Lopez è un neoacquisto della squadra spagnola che giocherà appunto contro il Napoli con l'ex azzurro in campo, e anzi sarà davvero molto, molto divertente vedere come David si interfaccerà con la sua ex squadra, o quantomeno con i suoi ex dirigenti, perché dei suoi ex compagni non ce n'è più traccia purtroppo in casa Napoli. Se ne sono andati Insigne, Mertens e Koulibaly, che erano gli ultimi anche Goulam, che erano gli ultimi reduci della sua esperienza col Napoli, quindi saluterà sicuramente i dirigenti e i vari membri dello staff. Nel frattempo, caro Marco, noi siamo arrivati al termine di questo nostro breve collegamento da Roccaraso. Perché? Perché vi lasciamo non soltanto alle immagini dell'allenamento del Girona, ma soprattutto all'intervista che ieri pomeriggio ci ha rilasciato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che ha raccontato un po' quello che è il bilancio finora del ritiro del Napoli. Quindi Marco Lombardi, grazie per avermi fatto compagnia. Grazie a te Claudio Russo. Grazie anche a Lorenzo Seragnello al coordinamento, a Danilo D'Angelo operatore di ripresa, Emanuele Bernardo in cabina di regia. Cari amici di Calcio Napoli 24 TV, l'appuntamento con le nostre trasmissioni torna alle 12 per Calcio Napoli 24 Live. Vi lasciamo con l'intervista ad Angelo Caruso, l'allenamento del Girona, da Claudio Russo. Un saluto a tutti, continuate a seguirci su Calcio Napoli 24 TV. Amici di Calcio Napoli 24 TV, ben ritrovati, non sono più da solo, non c'è più Marco Lombardi, ma abbiamo un graditissimo ospite, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Sindaco, buonasera e grazie per averci raggiunto. È un ritiro che sta andando avanti sotto le migliori speranze chiaramente da parte dell'amministrazione comunale, che si è spesa molto per avere qui il Napoli. È il terzo anno di un primo contratto da 6 che può essere allungato. Un primo bilancio della questa prima settimana, come lo possiamo tracciare, definire? Sì, non dico al di sopra delle aspettative, ma insomma colte in pieno, sia nella entità, nella portata delle presenze. Ovviamente sono presenze che soddisfano la nostra città, più o meno il territorio, e sia nel clima, che non è un dettaglio. Il clima che si declina intorno al piacere, al vivere un ritiro a mo' di vacanza sostanzialmente, insomma beneficiando un po' di tutte le opportunità che la nostra cittadina mette a disposizione, e credo che la fruizione dei servizi sia stata piuttosto ampia e piena. Quindi questo bilancio è assolutamente positivo, manca oramai questo scorcio di settimana che insomma è ancora caratterizzato da 2 incontri di calcio amichevoli, quindi staremo a vedere queste altre 2
due partite che insomma che squadra verrà fuori, che tipo di gioco verrà fuori, ci auguriamo i primi 20 minuti della seconda partita. Speriamo non certo il secondo tempo di Napoli-Mallorca. Da un punto di vista delle presenze siamo in linea con i dati che vi aspettavate? Magari non per le amichevoli chiaramente di cui parleremo dopo, ma almeno da un punto di vista proprio logistico di strutture alberghiere, la percentuale vi trovate un po' con quelle che erano le vostre speranze? Sì, noi abbiamo avuto un overbooking da subito, perché poi questa data è stata resa nota in largo anticipo, lo sapete bene, no? Quindi già da qualche mese prima erano note le date di arrivo e di ripartenza, erano già state prospettate le partite amichevoli con le date più o meno indicate nei periodi poi definiti, e da lì è scattata la corsa alle prenotazioni, che poi in realtà ha determinato il tutto esaurito rapidamente, ma diamo anche un dato del circondario che più o meno registra il tutto esaurito anche nei comuni limitrofi. Ecco, da un punto di vista delle presenze chiaramente hanno fatto molto rumore il fatto che gli allenamenti siano giustamente a porte aperte con capienza a 5.000 spettatori, come lei ci aveva raccontato già prima dell'inizio del ritiro, e con le amichevoli, perché contro la Dana Demirspor metà del settore distinti era pieno e il resto dello stadio purtroppo non dava un grosso colpo d'occhio, contro il Mallorca circa 2.500 spettatori. A cosa si può addurre questo mancato pienone? Perché chiaramente poi l'amichevole è la partita quando vedi i giocatori fare quello per cui sono pagati, e il mio punto interrogativo rimane sempre sui prezzi, cioè mentre avete 30-40 euro a me sembra darsi la zappa sui piedi. Sì, se la analizziamo dal punto di vista commerciale non ha dato un riscontro positivo, perché se si sperava di fare tutto esaurito con i prezzi diciamo definiti, poi alla fine così non è stato. Se si voleva limitare l'accesso forse il risultato è stato colto, non ho idea, però insomma mi auguro davvero che questa esperienza di quest'anno, che io credo sia l'esperienza che poi andremo a replicare nelle successive annualità, sia quantomeno da esempio per rettificare questo tipo di definizione dei prezzi delle partite, perché insomma è chiaro che gli allenamenti sono andati benissimo, abbiamo avuto costantemente la tribuna distinti oltre le 2000 presenze, in qualche giornata anche siamo arrivati anche a 4, perché poi riempita la tribuna coperta e anche la curva abbiamo raggiunto queste cifre, rimaneva libera soltanto la curva alla destra della tribuna stampa, per intenderci. Quindi sostanzialmente io penso che fondamentalmente sia insomma questa differenza marcata tra partite e allenamenti possa indurre la società a rivedere per il prossimo anno un po' quella che è stata la scelta commerciale della vendita delle partite. Ecco, la società, in tanti ci hanno scritto, caro Sindaco, di una certa distanza tra società e tifosi, nel senso le sessioni di autografi non erano previste, però sono state tra virgolette imposte dal calore dei tifosi al termine degli allenamenti sotto gli distinti, con i calciatori, lo stesso Spalletti, bombardati di maglie, sciarpe, qualcosa da firmare chiaramente. E stasera, per chi ci sta seguendo, oggi martedì 2 agosto, l'incontro con 3 calciatori del Napoli in piazza: Politano, Zerbin e Gaetano, che arriva dopo quasi 10 giorni. Il fatto che non ci siano stati questi eventi uno come se lo spiega? Perché io sinceramente ci ho visto mancata apertura anche da parte della società. È qualcosa su cui avete voi spinto, voi come amministrazione comunale, per far avvicinare comunque il maggior numero di tifosi alla cittadina, a prescindere da allenamenti o partite? Ma guardate, io all'inizio l'abbiamo un po' trascurato questo aspetto, perché quando ci è stato comunicato il programma, 14 giorni, un bel periodo, certo,
abbiamo visto questa grande apertura degli allenamenti, quasi tutti a porte aperte, e quindi insomma avevamo dato un po' per scontato che fosse stato un ritiro molto partecipato, soprattutto relazionato tra pubblico e squadra. Poi un giorno dietro l'altro è mancata invece la presenza dei giocatori, che poi abbiamo sollecitato. Io ho raccolto l'amarezza, insomma, la sollecitazione dei tifosi, e insomma abbiamo rappresentato almeno in questa parte di questa settimana l'esigenza di almeno le firme, le autografi sugli abbigliamenti, di farle rapidamente, e utilizzare tutti i giorni che ci dividono da qua la chiusura del ritiro. Ovviamente abbiamo in piazza anche 3 giocatori questa sera, e credo anche che qualche altra serata ci saranno ancora, quindi insomma sicuramente nella prima settimana qualcosa in più si poteva fare. Certo, è un ritiro che è come se le stesse lasciando un po' l'amaro in bocca, non so se è una sensazione che... Per certi aspetti sì, diciamo. Allora, quello che è stato molto gratificante è stata invece l'apertura dello stadio, questa penso che è ineccepibile, certo, al netto del problema dei prezzi. Per quanto attiene invece alla partecipazione dei giocatori a eventi pubblici, sì, nel senso che da una parte è stata totalmente carente, abbiamo avuto una toccata e fuga una mattinata qua di altri 2 giocatori, però insomma in questo periodo mi auguro serva almeno a recuperare il recuperabile, perché poi il tempo è passato e non ci darà più spazio. Ora le curiosità sono tutte basate su queste ultime chiusure del calciomercato, e magari l'arrivo di un nuovo calciatore qui può far arrivare nel fine settimana, oltre all'ultima partita, un numero di tifosi ancora maggiore. Però abbiamo il sentore che le ultime 2 partite, cioè quella di domani e quella di sabato, saranno partite molto diciamo, più partecipate. Ma avete già qualche dato? Nel senso, contro il Mallorca c'erano circa 2500 persone, sul 50% della capacità. Io penso che sabato la possibilità che andiamo in sold out ci sia. Perfetto, nonostante i prezzi abbastanza alti. Certo, tutti vorrebbero gli accrediti. Questo. No, però anche il segnale che riceviamo noi da chiamate, mo lasci immaginare tutto, certo, un biglietto qui, un biglietto lì. Quello denota la maggiore attenzione che sta avvenendo per la partita di domani e soprattutto per quella di sabato, quindi in linea di principio non possiamo quantomeno ipotizzare che la partita di sabato, in particolare, poi capita bene, sabato fine settimana, siamo già in agosto, quindi è immaginabile già che sia un fine settimana vacanziero sostanzialmente, certo. Possiamo immaginare che sia una partita, poi tutti attendono quella squadra che entrerà in campo, che diamo un po' per scontato che sarà quella che giocherà a Ferragosto, quindi voi ne capite molto meglio di me di questi aspetti, quindi queste curiosità determineranno una maggiore partecipazione. Ecco Sindaco, per fare un'altra volta chiarezza, perché poi in tanti ci scrivono sempre i prezzi, chi li ha decisi, sono troppo alti, possiamo dire che i prezzi li ha decisi il Napoli, non il Comune di Castellisangro? No, assolutamente sì, poi questo era già nel contratto, negli accordi, che tutto ciò che attiene alle amichevoli è una vicenda ad appannaggio della società. Io purtroppo li ho saputi dalla stampa. Cioè il Napoli non lo ha saputo dalla nota stampa. Forse anche colpa mia, nel senso che non ho avuto modo cioè non ho pensato di rappresentare, non mi avrebbero dato ascolto, però anche il rimorso di non averci provato ce l'ho. Il prossimo anno, quantomeno vorremmo insomma concertarlo un po', ma la gradualità, la differenza tra un evento e un altro, quello che capita di fine settimana e quello che capita in settimana, gli orari, io penso che è una differenziazione, anche il livello del club che si incontra, no? Io penso che una differenziazione sia un po' scontata. Ecco, le squadre ospitate ad Adana Demirspor, Mallorca, Girona ed Espanyol, ve ne siete occupati voi in quanto amministrazione comunale o regione Abruzzo, no. I costi sono stati sostenuti dal Napoli? Noi abbiamo soltanto organizzato la location, cioè li abbiamo collocati, poi è tutto a spese dell'organizzazione loro, non abbiamo curato, non abbiamo sostenuto nessun costo. Ovviamente abbiamo coordinato gli orari,
l'arrivo, i luoghi, il teatro per gli allenamenti, un po' qua, un po' negli altri teatri, a Carase di Bisogno. Certo. Questi ce ne siamo occupati, ma soltanto per coadiuvare questa azione, ovviamente stando sul posto e dovendolo fare in una fase in cui il Napoli non è qua, quindi ci siamo occupati noi stessi di curare questi aspetti. Ultime 3 curiosità, poi chiaramente la liberiamo e andremo anche in pubblicità. La prima, Luciano Spalletti non soltanto incontra chiaramente la squadra nella struttura principale di Rivisondoli, però alloggia proprio qui a Castel di Sangro. Spesso alcuni tifosi, anche alcuni abitanti comunque della cittadina, lo hanno incontrato la mattina camminare liberamente tra le vie. E l'hai incontrato anche lei? Sì, casualmente. Ma un po' meravigliato, però insomma. Dove stava andando? Adesso ce la racconta questa cosa. Via Porta Napoli. La direzione...